in collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera. Alle falde del Cimone si torna a coltivare, raccogliere e lavorare l'ortica nera, riavviando un'antica filiera. L'esperienza di una cooperativa di comunità fa rivivere questa storia tessile di Fanano, il paese modenese che sorge all'interno del parco regionale dell'Alto Appennino, e noi ve la racconteremo a partire dai raccoglitori fino ad arrivare ai capi di abbigliamento. Si chiama Giardino delle Lupole ed è un'azienda che ha puntato tutto sulla filiera del lupolo. Lo vedete, queste infiorescenze che sono in fase di raccolta. Parleremo di questo, è un'esperienza unica a livello nazionale che nasce qui in terra di Romagna. Ci troviamo praticamente ai piedi del Cimone, Cimoncino, Fanano, Sestola, area di montagna, oltre gli 800 metri, anzi qui siamo già a quota che supera i 1000, perché è questa l'altezza a cui riesce a crescere l'ortica nera. Perché siamo a raccogliere l'ortica nera? Perché qui è nata una splendida filiera, anzi dobbiamo dire una cooperativa di comunità, però andiamo per ordine, presentiamo prima gli amici che ci consentono di fare questo bellissimo incontro e questa bella scoperta. Luisa Ciocci, che è l'ideatrice di questa impresa, che non per nulla si chiama Ortica con la K, e poi qui con noi abbiamo Giovanni Volandi, che è un raccoglitore specializzato e non solo di ortica, lui raccoglie di tutto, è anche, possiamo definirlo, un alchimista, un conoscitore delle proprietà di tutte le erbe che si possono trovare in queste aree di Appennino. Allora, dopo questo preambolo, Luisa, l'ortica nera, che non ha comunanze specifiche con l'ortica base che conosciamo tutti, ma ha delle caratteristiche particolari. Perché? Perché da quest'ortica, dal fusto in particolare, nascono poi dei tessuti, ed è qui il tema della filiera. Ma parliamo di questa ortica nera. Certo, allora, quando nacque Ortica nel 2019 abbiamo iniziato a intervistare gli anziani del territorio per cercare un po' di capire come loro lavorassero l'ortica, perché mia nonna mi disse che appunto l'ortica veniva filata e tessuta e gli anziani ci parlarono di quest'ortica nera, cioè quella che veniva usata era quest'ortica. E la prima parte del progetto, che si è sviluppata, questa prima parte tra il 2019 e il 2020, consistito nel mappare tutte le diverse tipologie di ortica che esistevano, partendo dal fiume, quindi la parte più bassa, fino ad arrivare a questa che è la quota massima di crescita dell'ortica. Perché abbiamo un censimento delle piante. Abbiamo fatto un censimento delle piante, non l'abbiamo fatto da solo, questo censimento lo abbiamo fatto insieme a due nostri importanti partner francesi, che sono l'ENSAIA, un dipartimento dell'Università della Lorena che si occupa di culture sperimentali, e l'École d'Agriculture et du Paysage di Roville, che invece era già avanti proprio nella riproduzione, nella semina e nella raccolta dell'ortica, anche a scopo tessile. Abbiamo iniziato questo censimento e quando siamo arrivati in questa zona abbiamo scoperto che esisteva un'ortica che si sviluppava enormemente nel fusto e che aveva il fusto scuro. Mi hanno detto, caspita, a vedere che questa qua è l'ortica nera.
Abbiamo fatto le prove per verificare il contenuto di fibra contenuto nei fusti delle diverse tipologie di ortica e che cosa abbiamo scoperto? Che questa era l'ortica che aveva un contenuto di fibra maggiore, si parla di un 20% di contenuto di fibra rispetto a un 5-7 delle altre. E abbiamo detto, caspita, questa è l'ortica nera e l'abbiamo chiamata ospitale nera. L'ortica nera che caratteristiche ha? Crescendo spontaneamente in altura, lei si sviluppa maggiormente nel fusto rispetto alle foglie. Una pianta, per poter essere utile a scopo tessile, deve avere un'altezza di fusto minimo di 1,60 m. Questo per ottenere la fibra tessile più qualitativa che esista, che è la fibra liberiana, si chiama così. Cioè esistono due tipologie di fibre, la fibra corta e la fibra lunga. La fibra corta, cotone, lana, tutto il sintetico, la fibra lunga, canapa, ortica, lino. Le fibre lunghe si sviluppano, cioè la fibra, il filo viene proprio preso su tutta la lunghezza del fusto. Ma che meraviglia! Allora, intanto faccio un salto da Giovanni, lo seguo in questo campo di ortica, qui siamo già arrivati un po' alla fine. Dove andiamo a tagliare? Così mi fa vedere come si taglia, Giovanni. Sì, è una bella ortica, c'è tanta fibra. Ma lei la conosceva da tempo, l'ortica nera, o l'ha scoperto attraverso questo progetto? A me mi chiedono le foglie, i semi e mi chiedono tante cose di ortica, più che solo la fibra. Mi chiedono fino agli aghi che ci sono nell'ortica, per la farmacologia, che usano per fare rimedi curativi. E quindi lei è da anni, decenni che si occupa di questo settore? Sì, impianto in catalogo ho 500 articoli, nel quale c'è anche l'ortica, c'è foglie, semi, fibra e aghi, come le dicevo. Quindi l'ortica è una pianta estremamente ricca, non solo di proprietà ma anche di possibilità. Sì, è una pianta officinale usata. Ma è vero che l'ortica non punge se la si ama? Ma io non è che la amo tanto perché a me mi punge. Allora è solo con la Luisa che ha queste caratteristiche. Ma si vede che lei la carezza, la tocca diversamente. Allora c'è un antico detto che dice: se raccogli l'ortica senza respirare, lei non ti pizzica. Allora, senza respirare, ho detto, ma perché senza respirare? Poi riflettendo, se io mi concentro su quello che faccio, quindi il trattenere il respiro, un concentrarsi, quindi mi concentro sull'accarezzare la pianta assolutamente non pizzica, anche perché il pizzicore della pianta è la difesa che la pianta attua per difendersi. Infatti, vuoi che ti racconti il discorso della pianta d'oro? Volentieri, io sono qui per imparare tutto. Ah, ok. Allora, infatti c'è una leggenda molto, molto bella, una leggenda nordica che parla dell'ortica, e l'ortica da questa leggenda è definita come la pianta d'oro, perché fu donata dagli dei agli esseri umani grazie alle sue proprietà per sostenere e accompagnare l'essere umano nel suo percorso di vita, fornendogli tutto ciò di cui l'essere umano aveva bisogno, dalla fibra tessile, un alimento anche, perché pensiamo che l'ortica contiene più proteine della soia, ok? A scopo curativo, come elemento anche per la bellezza della pelle, per la bellezza dei capelli, e quindi grazie a tutte queste proprietà venne donata all'uomo per accompagnarlo nel suo percorso di vita. L'uomo però ne abusò, quindi l'ortica, che era dorata e non pizzicava, iniziò a scomparire. Quindi l'ortica a questo punto si rivolse agli dei per cercare un aiuto, e gli dei intervennero, la trasformarono dall'oro al verde e la riempirono di peli urticanti come difesa, questo per permettere la sopravvivenza di questa specie fino ad oggi. Questa è un po' la storia dell'ortica, ortica, la pianta d'oro. E a proposito di parallelismi tra quello che è il mondo e la vita, insomma, della pianta dell'ortica e quello che poi succede anche a livello di esseri umani, anche in questo caso qui abbiamo la famiglia dell'ortica, perché c'è il maschio e c'è la femmina. Come li distinguiamo? Che scopo hanno? Esattamente. Allora, l'ortica è una pianta che appartiene alla famiglia dioica, e dioica significa che il maschio e la femmina crescono su piante separate. Allora, la pianta maschile si riconosce perché i semi, cioè gli steli che contengono i semi, si sviluppano verso l'alto,
ok? Salgono e sono chiari. La pianta femmina invece, gli steli che contengono i semi, molti più semi, vanno verso il basso, ok? Un grappolo in qualche modo. Un grappolo che scende verso il basso, perfetto. L'opercolo del maschio non contiene seme, ok? Serve semplicemente per impollinare, mentre invece l'opercolo della femmina contiene il semino, che è microscopico, che viene poi utilizzato per la riproduzione. Noi su questo campo raccogliamo manualmente, perché da qui noi non prendiamo solo i fusti per ottenere la fibra, ma prendiamo anche i semi per poi procedere a creare nuove piantine. Anche perché si stanno creando nuovi impianti, sia collegati a Ortica stessa come realtà d'impresa, ma anche collegati ad altri che si stanno appassionando a questa possibile nuova coltura. Allora, diciamo che se vogliamo parlare a livello europeo, la Francia è molto avanti in questo processo di utilizzo dell'ortica come fibra tessile. C'è un progetto molto grosso che si è sviluppato in Svizzera, se ne sta sviluppando uno in Albania. In Italia abbiamo tanti agricoltori che ci chiamano, che sono interessati a utilizzare una parte del loro terreno per coltivare l'ortica, anche perché l'ortica quale altra caratteristica ha? Che può essere, anzi cresce meglio in terreni marginali, terreni che non sono stati sfruttati, terreni anche abbastanza impervi, e in natura l'ortica ha una missione, che è quella di trasformare il negativo in positivo. Che cosa vuol dire? Che trasformi il terreno dove cresce in fertile humus. Infatti, se noi guardiamo dove cresce spontanea, l'ortica cresce molto dove l'essere umano ha creato un po' di dissesto. Ciò che l'essere umano distrugge, mette in disequilibrio, l'ortica poi lo rimette in equilibrio. Questa è la sua funzione, dal negativo in positivo. Mi ero distratta perché sto vedendo arrivare un personaggio che sembra quasi Noè senza l'arca. Allora, e immagino sia un prossimo uomo ortica. Un prossimo uomo ortica, sì. Perché vedo così l'incedere un po' alternativo, perché in effetti l'ortica si presenta una cultura è alternativa, è alternativa. L'ortica è selvatica, è ribelle. E questo è un futuro? Sì. Orticologo. È venuto qua a curiosare però? Sono venuta qua a curiosare, sì. Ho conosciuto Luisa e quindi è un po' che la corteggio e vediamo di iniziare. Ecco, e quella è l'ortica proprio tal quale, raccolta col fusto lungo e nero. Ma qua come si misura l'ortica dopo a quintali, a numeri di fusti? Come funziona? Ma una volta che si secca, dopo si fa e si tira fuori la fibra. Tra l'altro siamo proprio veramente fine stagione, quindi questo è l'ultimo scampolo di ortica che riusciamo a trovare. Scampolo d'ortica che è rimasto in piedi, perché insomma sì, effettivamente la raccolta avviene un pochino prima, però questa alta è utilizzabilissima, sì. Poi diciamo che qui, come dicevo, c'è il lavoro che viene fatto e quello poi anche di separare per raccogliere le sementi l'ortica maschio dall'ortica femmina. Ok, quindi Giovanni, quando raccoglie in questo campo, tiene proprio separate le piantine, perché oltretutto le sementi di questo campo sono quelle che vengono utilizzate anche per la piantumazione in Francia, perché anche i nostri partner francesi si sono resi conto che qui l'ortica ha una forza e un vigore che facilita anche il fatto di essere piantata in altri terreni, in altri ambiti. In più l'ortica è una delle piante maggiormente adattogene che esistano, cioè quindi lei cresce a tutte le altitudini, cresce dal Marocco fino alla Norvegia, fino alla Finlandia. Noi collaboriamo anche con l'Università di Rovaniemi, che sta utilizzando l'ortica per creare degli integratori per l'alimentazione delle renne, ok? E anche a tutte le altezze, quindi è veramente una pianta versatile, amica dell'uomo, cresce, come abbiamo già detto, vicino all'uomo, con la sua missione di aiutare, di rimettere un pochino ordine in quello che l'uomo molto spesso mette in disordine.
Ecco, anche perché citando tutti questi utilizzi dell'ortica, anche noi ne vedremo diversi, perché in pratica Ortica stessa utilizza la fibra nel settore tessile, e tra l'altro vedremo anche qui un mondo di piccolo artigianato che è ricomparso ed è stato rivitalizzato, ma poi lo utilizza anche per realizzare dei prodotti che si integrano con il possibile benessere appunto dell'uomo e delle persone. Adesso noi concludiamo questo momento che è stato il momento dell'incontro con l'Ortica Nera, perché andiamo a raggiungere invece la parte, diciamo, dell'azienda, o quantomeno la parte del laboratorio, e la parte soprattutto per conoscere anche l'intento che c'è, che non è solo un intento di business, ma è un business ambientale, ecosostenibile e anche di taglio sociale, perché questo è il senso della cooperativa di comunità. Ci vediamo tra poco.